come lei sa, Presidente, è partita la ZTL al Vomero. Il Vomero è uno dei più grandi quartieri di Napoli. Le telecamere dei fatti di Napoli sono andate a vedere un attimo che cosa si diceva per poi poterne parlare qua in studio. Se la regia è pronta per il servizio curato da Maria Rosaria Caccavalle. Sono Luca Giordano con l'assessore alla mobilità urbana della quinta municipalità Vomero Arenella per parlare della ZTL che sta destando anche molto stupore qui tra i vomeresi. Stupore? Non direi così, perché noi come municipalità stiamo lavorando da quando ci siamo insediati proprio alla verifica, alla modifica della viabilità del Vomero, e quindi abbiamo iniziato a lavorare da subito proprio su una ampia zona a traffico limitata. Al momento il primo passo è stato quello di creare appunto questa pedonalizzazione di ampi tratti di via Luca Giordano, che poi porti in un secondo tempo anche all'ampliamento di questa cosa, anzi alla creazione di una vera e propria zona a traffico limitata. Ovviamente nel 2008 una zona a traffico limitata non può essere gestita col controllo della Polizia Municipale, anche perché non abbiamo le risorse umane in campo per fare ciò, e quindi aspettiamo il telecontrollo. Nel 2008 tutte le città europee vengono gestite così, appunto col telecontrollo. Sorpresa, stupore, io penso sia andata molto bene sinceramente. Sono giorni che è in atto questo provvedimento, dobbiamo aspettare anche un altro po', perché la gente prima di abituarsi alle modifiche dei flussi, dei percorsi, delle linee del trasporto pubblico ha bisogno di un po' di tempo, e quindi aspettiamo un po', sta andando bene. Ecco, questa trasformazione a cosa in realtà è dovuta, soprattutto a cosa mira, quali benefici può portare effettivamente al quartiere Vomero? Noi dobbiamo raggiungere più obiettivi con questo primo passo, che ovviamente, come ho detto, è un primo passo che deve continuare. Dobbiamo innanzitutto dare più vivibilità al nostro quartiere, e dopo via Scarlatti questa è la vera novità dopo tanti anni di ampliamento di isola pedonale, quindi diamo spazio ai pedoni, alla gente, e quindi possiamo tornare ad appropriarci anche di un nuovo territorio nel nostro quartiere. E poi dobbiamo limitare l'inquinamento atmosferico, e quindi questo può essere un primo provvedimento strutturale. Io non credo, come la municipalità non crede, nei provvedimenti emergenziali che si fanno altrimenti. Noi crediamo nei provvedimenti strutturali, e questo è il primo che potevamo fare.